Che si tratti di furti o si tratti di rapine, poco cambia. I dati sono impietosi e lo sono sia su scala regionale che in chiave provinciale. Le aggressioni alle abitazioni e nelle abitazioni sono in vertiginoso aumento, in media quasi del 20%. E non a caso oggi in Prefettura Venezia si è tenuto un vertice al quale hanno partecipato i massimi rappresentanti di Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza, con l'obiettivo di promuovere una strategia ben precisa. L'impiego interforze degli operatori delle forze dell'ordine anche a livello interprovinciale, in maniera che determinati servizi che vengono predisposti in una provincia possano trovare anche un riflesso e quindi come dire, creare una specie di tenaglia anche nell'altra provincia. Non si rapinano più banche, uffici postali e negozi. I sofisticati sistemi d'allarme sono ormai diventati un deterrente ed è per questo che i banditi puntano direttamente alle abitazioni. Certo, il quadro è tutt'altro che confortante, ma c'è un dato che il prefetto di Venezia sottolinea con forza. Il 42% di tali rapine è stato scoperto, quindi con l'arresto in flagranza o successivo da parte delle forze dell'ordine. E a quei sindaci che vogliono ricorrere alle ronde per difendere il territorio, il prefetto di Venezia risponde serafico. Ma guardi, la questione ronde è stata già disciplinata da una legge, quindi se ci sono gruppi di cittadini che ritengono di dover segnalare alle forze dell'ordine situazioni sospette, dubbie, ben vengano, non c'è nessun problema.